L'11, 12 e 13 aprile si svolgerà un convegno presso il Grand Hotel Mosè dei gruppi AMA di aiuto, mutuo aiuto, i nostri angeli, un'opportunità per le famiglie che stanno vivendo situazioni luttuose per riprendere la quotidianità di una vita cambiata. Il servizio. I gruppi di automutuo aiuto sono dei gruppi di persone che si riuniscono dopo un evento luttuoso per poter elaborare insieme ed condividere ed essere di supporto l'uno con l'altro nell'elaborazione del lutto. L'esigenza mia personale per la formazione di facilitatrice è sorta quando, essendo io un'infermiera che lavoravo, adesso sono in pensione, all'Hospice di Agrigento, per accompagnare, dicevo, sia il morente ed essere di supporto ai familiari, sia nell'attraversare il lutto anticipatorio ed essere anche di supporto dopo l'evento luttuoso. I gruppi di automutuo aiuto esistono in tutta Italia, un po' in tutto il mondo, diciamo, ma in Italia si sono organizzati con il coordinamento nazionale intorno al 2000. E quindi ogni anno noi facciamo un convegno nazionale. Questo convegno è itinerante nord, centro e sud, in modo tale da poter informare e formare sia persone che possono continuare poi a facilitare i gruppi e informare su quello che sono i gruppi di automutuo aiuto. I gruppi di automutuo aiuto sono una risorsa per la comunità, in quanto sono un supporto per l'accompagnamento dell'elaborazione del lutto. Noi ad Agrigento abbiamo, il nostro convegno è stato nel 2016, alla distanza di 9 anni ne stiamo organizzando un altro che sarà l'11, il 12 e il 13 aprile di quest'anno. Sarà al Grand Hotel Mosè, dove parteciperanno tutti i gruppi nazionali. E quindi nei gruppi di automutuo aiuto si può rimanere, il facilitatore è la persona diciamo che inizia nel gruppo la facilitazione, dopodiché sono gli stessi elementi che continuano ad alimentare il gruppo ed aiutarsi l'un con l'altro in base alle loro esperienze, con la condivisione e il supporto reciproco. Il gruppo non è per sempre, perché alcuni possono rimanere nel gruppo il tempo necessario per elaborare il proprio lutto, e quindi quando sono in grado di poter iniziare a camminare, diciamo, da soli, ad attraversare questo dolore, allora possono anche lasciare il gruppo. Altri invece rimangono nel gruppo e sono quelle persone che poi diventano anche loro facilitatori e sono quelli che aiutano un po' gli altri. Noi nel nostro gruppo abbiamo 2 o 3 genitori che sono facilitatori, hanno fatto il corso reciproco e quindi sono di supporto. Abbiamo già 2 gruppi a San Gregorio, nel villaggio Mosè. Ora io passo la parola anche a una delle mamme che adesso è facilitatrice del gruppo e vi dirà anche la sua esperienza. Sono Rita, sono la mamma di Francesca, faccio parte dei gruppi di automutuo aiuto. Sono voluta rimanere dopo i benefici che ho ottenuto e mi sono formata come facilitatrice. Allora, io sono Antonella, ho fatto parte del gruppo AMA agli inizi. Le riunioni si svolgevano qua in ospedale, c'era mia figlia ricoverata, sono passati all'incirca 10 anni. Ho ricevuto tanti benefici dal frequentare il gruppo AMA e ho continuato subito dopo la dipartita di mia figlia. Mi ha dato tanta forza per continuare a vivere ed è rimasto un legame molto forte con chi ha fatto parte del gruppo e pure con l'Hospice. Sono Ingrid, sono la mamma di Benedetta, una bambina che è venuta a mancare circa 3 anni fa. Sono entrata nel gruppo AMA di Agrigento su invito di una mia amica che fa parte anche lei del gruppo AMA. Mi ha dato tanto questo gruppo e mi continua a dare. Ho deciso di continuare a partecipare alle riunioni per dare sostegno anche alle altre mamme che purtroppo affrontano questo dolore.